Questo è il servizio di Stefano Giovanpietro, dopo aver salutato Maria Rosaria Capozzi, che abbiamo già introdotto in collegamento con noi, è arrivata in studio Giulia Costinelli della Lega, buongiorno. Buongiorno a voi. Partirei proprio da quest'ultimo servizio, così per sentire cosa ne pensate voi. Ci sono queste segnalazioni di bivacchi in città, come detto il tema è comunque da approfondire anche sulla natura di questi bivacchi, perché si tratta di immigrati o di clochard, la situazione è diversa a seconda del caso, no? Giulia Costinelli, perché i clochard, come sappiamo, a volte preferiscono quel tipo di vita e non si può fare assolutamente nulla. Adesso, al di là delle ordinanze, poi sarebbe comunque difficile andare a, come dire, a sanzionare, a colpire o a evitare questi comportamenti, perché è una loro filosofia di vita, non accettano aiuti e anche un posto letto che magari la Caritas o altri enti potrebbero offrire. Sì, esattamente, giustamente è una giusta affermazione, cioè contestazione questa, nel senso che bisognerebbe più o meno cercare di attutire questo disagio che poi ne viene risentito dai cittadini, da coloro che vivono nelle zone in cui queste persone bivaccano. E anche questa amministrazione, come l'amministrazione precedente, ha messo dei soldi grazie al PNRR anche per la riqualificazione di strutture dedite a ospitare questi tipi di persone. Ovviamente poi sta anche un po' appunto nella scelta personale di queste, per avere un letto e un piatto caldo per mangiare, però bisognerebbe insomma avere il pugno duro per cercare di, per una sorta di ordine pubblico, anche di decenza e decoro, riuscire a prenderle e portarle in questi centri per anche essere assistite in maniera un po' adeguata. Certo. adeguata. Capozzi, buongiorno. Allora, di nuovo buongiorno anche a lei. Allora, cosa pensa di questa situazione con le segnalazioni che arrivano adesso abbastanza spesso? Beh, sicuramente si deve porre attenzione a questa situazione, però io penso che al di là di un discorso di ordine e decenza ci sta anche un discorso umano, perché parliamo di persone che sicuramente vivono in situazioni di difficoltà e quindi necessitano di assistenza, perché non credo che chi si trova in quelle situazioni lo scelga. Alcune si trovano vittime anche di situazioni psicologiche che li intrappolano appunto in quella condizione, e quindi si deve aprire secondo me un tavolo per intervenire in maniera umanitaria e che rassicuri anche i cittadini. Ci sono, come diceva anche Giulia, delle strutture gestite anche bene, e quindi mi auguro che questa situazione si risolva, ma in primis per un discorso umanitario, perché parliamo appunto di persone che versano anche in situazioni di difficoltà. Situazioni di difficoltà in cui potrebbero trovarsi, entriamo nel prossimo argomento, le imprese della nostra regione, con i dazi che abbiamo scoperto dal 2 aprile, quindi dall'altro ieri, quando Trump ha definito per l'Europa il 20% di dazi sulle esportazioni dai paesi europei verso gli Stati Uniti. Allora, è una problematica che in questi giorni sta occupando molto il dibattito politico, perché l'economia naturalmente è uno degli argomenti più importanti, e le nostre aziende che esportano tanto, la nostra regione è una di quelle che esporta di più tra le regioni italiane e quelle del nord-est in generale, potrebbe esserci davvero un momento di difficoltà, anche se questa cosa non arriva così all'improvviso. C'è già stato un po' di tempo per fare qualche analisi e capire anche quali possono essere le contromisure. Sì, diciamo che da Trump è stato deciso, l'aveva già detto in campagna elettorale, che avrebbe messo i dazi, e quindi diciamo non è che potevamo più di tanto aspettarci diversamente. Forse magari il 20% in Italia poteva essere un pochino rimodellato pensando a una percentuale un po' più bassa per noi, però possiamo dire che Trump fa gli interessi della sua nazione, del suo Stato, quindi sicuramente bisognerà intervenire per non attivare una guerra economica, perché questa è una guerra economica che potrebbe non portare benefici né da una parte né dall'altra. Però bisogna anche valutare, e come ha detto il nostro Presidente Fedriga, che l'Europa, l'Unione Europea, immediatamente si attivi diplomaticamente a fare un tavolo con gli Stati Uniti per cercare una soluzione.
Noi come Friuli Venezia Giulia, poi Rosaria, insomma la consigliera sicuramente ne saprà più di me, però si possono attuare delle contromisure come la Regione ha sempre fatto per aiutare e favorire le imprese del nostro territorio, per evitare che ne risentano in prima persona per questi dazi. Ecco, quindi sicuramente io penso che la Giunta della nostra Regione interverrà in maniera efficace e senza dover, ripeto, lasciare delle problematiche aperte, ecco, riguardo alle nostre imprese. Capozzi, la Regione qualcosa insomma, farà, abbiamo anche sentito gli assessori competenti, Bini, la Zilli, per quanto riguarda gli aiuti, i vari strumenti che in questa Regione esistono e già esistevano a prescindere dai dazi di Trump. Ci sarà evidentemente da modificare qualche strumento, introdurne altri, quindi le chiedo intanto sul tema strettamente locale, quella che la strada che si può intraprendere per alleviare quelle che saranno delle sofferenze sicuramente sui costi per le aziende della nostra regione, ma poi più in generale anche una riflessione su come approcciare a questo problema come paese singolo oppure come Europa, come qualcuno sostiene, perché abbiamo visto poi anche sul Messaggero Veneto, dopo ci torniamo, una mappa di quelle che sono più o meno le strategie che vari paesi intendono attuare, però qualcuno dice se non andiamo compatti come continente, come Europa, sarà molto più difficile arrivare ad una trattativa con gli Stati Uniti. Partiamo però prima dall'ambito locale che abbiamo già toccato con Giulia Agostinelli, e cioè quelli che sono gli strumenti della Regione per aiutare le imprese. Allora, i dazi sono un boomerang per le nostre imprese, per i nostri lavoratori e metteranno in difficoltà appunto tante di loro, e da parte della Regione ci deve essere sicuramente un sostegno, e devo essere onesta da questo punto di vista, non è mancato anche nel corso del tempo, e dalle dichiarazioni dell'assessore Zilli in cui mi ci rivedo, quindi benché lei rivesta una posizione diversa da quella della mia forza politica, però apprezzo appunto la sua volontà, il suo impegno di voler sostenere anche in questa fase le imprese. Gli strumenti ci sono perché sfruttando appunto alcune entità presenti nella nostra regione come Friulia o Fines, che sono società finanziarie della regione, proprio che volte a sostenere lo sviluppo territoriale e quello del mercato internazionale. Quindi mi auguro che da questo punto di vista venga fatto un lavoro appunto di sostegno, perché parliamo di un periodo anche di forte crisi industriale anche nella nostra regione, e quindi il sostegno non può mancare. Facendo invece un discorso più ampio, i dazi sono stati, Trump ha dato seguito ad una promessa elettorale, anzi fortunatamente l'ha fatto con una minore enfasi, perché in campagna elettorale prometteva il 200% dei dazi, invece come abbiamo visto si concretizzeranno nel 20% e per le macchine nel 25%. Ora Trump sta facendo una politica di difesa del proprio mercato, perché la ratio dei dazi è proprio questa, disincentivare le importazioni dall'estero e fomentare invece il mercato interno, le imprese interne. Per contro, io devo dire che da parte del nostro governo, ma anche da parte in generale dell'Europa, ma io mi focalizzo sul nostro governo, c'è stato si è preso un po' sotto gamba appunto quello che stava appunto promettendo Trump, perché da parte della Meloni noi abbiamo assistito ad una situazione, si è cullata sul fatto che i dazi non avrebbero avuto dei risvolti così negativi, e soprattutto si è cullata sul fatto che vantava questi rapporti positivi con gli Stati Uniti. Sono mesi che questi dazi vengono annunciati, ma non abbiamo visto misure a sostegno delle imprese. E ripeto, sono imprese in forte crisi, parliamo di 2 anni di grandi crisi industriali, si aprono tavoli in tutto il paese, e quindi ci aspettavamo qualcosa in più. Anche nelle dichiarazioni a seguito dell'affermazione appunto di dazi al 20%, assistiamo ad una
ad una cautela eccessiva quando io vedo le imprese già avere forti timori, ecco, rispetto a quelle che potranno essere le ricadute. Da parte dell'Europa mi aspetto un'azione condivisa, ecco, non si può andare ognuno per conto proprio e sicuramente non un'azione muscolare. In questo momento la via da intraprendere sicuramente è quella della negoziazione, perché una guerra commerciale non farebbe bene a nessuno, ecco, non porterebbe vantaggi a nessuno. E mi auguro appunto che si eserciti questa negoziazione, ma il fronte deve essere comune, e siamo in un periodo storico in cui abbiamo anche delle leadership europee deboli, quindi ed è il punto nevralgico su cui Trump fa appunto anche per creare divisioni, perché questa è una vera e propria lotta commerciale, e quindi non dobbiamo tenere il pugno fermo, però attraverso la negoziazione. Infatti abbiamo visto le reazioni dei paesi sono diverse. La più dura è quella della Francia, che invita i propri imprenditori industriali a non investire più, a fare riflessioni in questo momento, a sospendere investimenti negli Stati Uniti. Poi c'è la linea più morbida dell'Italia con la Meloni che dice: attenzione, non è una tragedia, valutiamo bene cosa fare. Questo però ci dice che l'Europa non è compatta, dunque quello che dicevamo, cioè di un'azione comune che possa portare una forza compatta a contrastare Trump nelle trattative, sarà difficile da raggiungere in tempi brevi. Intanto i dazi andranno avanti e vedremo che succederà. Sicuramente, come ripeto, anche ha detto la consigliera, come ho anticipato anch'io prima, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la Regione adotterà le sue contromisure per tutelare tutte le imprese, soprattutto le aziende vitivinicole, le aziende agricole, che ovviamente loro fanno in prima persona più export della nostra regione, e quindi verranno sicuramente tutelate con una serie di misure. Ecco, sul tema dei beni che verranno colpiti sono diversi, cioè c'è il settore della metalmeccanica, cioè le automobili, poi anche il settore del lusso. Sul tema del lusso però qualcuno sostiene: cosa volete che sia un 20% in più su una Ferrari? Chi può spendere 100 può spendere pure 120 per fare un po' per sparare cifre a casaccio, così come ieri sera lei era a Ring con Ferdinando Avarino, si parlava del vino, il vino di qualità, buono, della nostra terra, che va negli Stati Uniti, che costi 15 o 18 euro, cambia poco perché il consumatore americano... Prego, Capozzi. Perdonami se se ho parlato sopra, ma da questo punto di vista in effetti almeno sui beni di lusso non si avranno grandi differenze, anche perché i dazi sono sempre esistiti, e rispetto al vino, se non ricordo male, la percentuale era del 18%, oggi invece parliamo del 20%. Per il problema non si sostanzia appunto soltanto in quello, ci stanno tanti mercati che potrebbero subire, tanti settori che potrebbero subire grandi difficoltà. Leggevo proprio questa mattina sul Messaggero Veneto che per quanto riguarda il legno arredo la nostra regione importa soprattutto, e segna un dato positivo, soprattutto verso gli USA e verso gli Emirati Arabi. Quindi tanti sono i settori e soprattutto tante sono le ripercussioni, ecco, anche perché chi ne pagherà soprattutto saranno le piccole e medie imprese che già fanno fatica ad arrivare a fine mese per tutte le ragioni che sappiamo: caro vita, caro bollette, inflazione crescente. Quindi non si può essere riduttivi e pensare soltanto alla piccola differenza che sarà sostenibile da parte, ecco, di qualcuno. Quindi è chiaro che pagheranno come sempre purtroppo quelli che i più piccoli, mettiamola così, e quelli che esportano prodotti non di lusso. Vedremo insomma come andrà a finire. Alla fine però possiamo dire che la qualità probabilmente riuscirà in qualche modo a lenire l'impatto dei dazi, cioè non caleranno, aumenteranno i costi ma non caleranno le esportazioni, questo lo possiamo dire, quindi probabilmente, perché poi c'è anche tanta concorrenza con paesi in cui il costo del lavoro è molto basso, no? Esatto.
i paesi orientali, insomma, li Esatto. conosciamo come lavorano e quale concorrenza fanno. Anche se Trump, dobbiamo dire, è stato democratico in questo, perché dazi per tutti, Sì, quindi sì, non è che Ha abbia detto chi più, chi meno, chi più chi in meno è base andato ai a colpire un suoi po' tutti. simpatie, è alle sue stato simpatie. gentile. Adesso anche noi paghiamo Esatto. dazio con la pubblicità e andiamo in onda un attimo con il break e poi dopo torniamo tra pochissimo, continueremo con altri argomenti. Eccoci qui di nuovo in diretta. Allora ripartiamo con una telefonata, sentiamo chi è con noi in diretta. Pronto? Pronto, mi sentite? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Claudio da Trieste. Sì. Allora, volevo salutare la redazione e lei, i gentili ospiti. Ecco, io diciamo inerente a questa storia qua dei dazi americani, volevo mettere in evidenza e dopo sviluppare un breve discorso, anzi brevissimo, inerente al Prometeo. Prometeo è una società di studi economici. Sì. E loro con i dati dei dazi diciamo americani hanno diciamo lavorato che fondamentalmente le merci diciamo che noi esporteremo negli Stati Uniti avranno un aumento finale fra il 0,6 e l'1,50%, praticamente un'inezia diciamo come aumento, no? Però invece quello che è stato messo in evidenza, questo effettivamente è preoccupante, sono due fattori veramente importanti. Uno, la brutale inefficienza dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea non può pensare di spendere 800 miliardi di euro per armamenti, diciamo, e dopo magari comprare il 50% di armi americane. È qualcosa di, diciamo, che grida vendetta. E non solo, con 800 miliardi di euro avrebbe potuto, tra virgolette, ringiovanire il sistema Italia. E noi il sistema Italia da parte delle imprese, che quelli lì sono gli utenti finali, perché veramente l'Italia possiamo, ai dati attuali, e grazie anche a questo governo, possiamo affermare che l'Italia è diventata il paese del terzo mondo più ricco in Europa. Ecco, io credo che i dati hanno messo questo in evidenza, l'inefficienza europea e l'inefficienza del sistema Italia. Grazie, buongiorno. Grazie per queste riflessioni. Sì, sul tema delle analisi di Prometeo c'è un lievissimo aumento, ma probabilmente si riferisce al costo della produzione. Poi i dazi arrivano nel momento in cui si esporta e quindi diciamo alla dogana bisogna pagare questo 20% in più. Sul tema del riarmo europeo, a questo punto, visto che è stato messo sul tappeto, sappiamo che la Lega ha posizioni come dire, molto più vicine al centro-sinistra che al centro-destra, che al governo, che a Fratelli d'Italia, per intenderci, con Giorgia Meloni, che è un pochino più vicina alle posizioni della von der Leyen. Ma vi chiedo, il tema del riarmo, anche in questo caso qualcuno sostiene che staccarsi un po' dalla dipendenza dagli Stati Uniti sul tema della difesa è un qualcosa che un'entità come l'Europa dovrebbe fare, proprio per sottrarsi al ricatto di Trump anche su questo, perché ha fatto ricatti anche su questo, con la NATO, investire di più, se no vi abbandoniamo, tutto quello che sappiamo su questo tema. Cosa pensa? Diciamo che con la scelta di Trump di non aiutare l'Unione Europea in questo, quindi togliere le sue forze militari per eventuali guerre, l'Unione Europea si ritrova coi piedi per terra, nel senso che non c'è un assetto militare pronto, efficace per gestire una qualsiasi situazione di guerra. Quindi all'ultimo, se l'Unione Europea vuole, con un investimento abbastanza cospicuo, insomma, riarmare per un eventuale, per proteggersi per eventuali conflitti. Ecco, a parer mio, e su questo io devo dire che la Lega è sempre stata coerente, a parte questo discorso che ho appena fatto, sì, ma è sempre stata coerente sul fatto che per quanto riguarda guerre che non vengono ovviamente
come la guerra dell'Ucraina e della Russia, noi soldati italiani sul fronte ucraino, russo, non li mandiamo, non dobbiamo mandarli. Se l'Unione Europea vuole inviare i suoi soldati, se la Francia vuole inviare i suoi soldati, questo è il punto. I suoi soldati, l'Unione Europea dovrebbe prenderla membri. E la Francia di Macron era quindi anche dall'Italia. L'Italia, io spero vivamente, noi ci batteremo fino all'ultimo, se per assurdo dovesse presentarsi questo scenario, di non agire e prendere questa strada. Assolutamente, questo secondo me lo reputo fondamentale per la Lega. E sentiamo invece Maria Rosaria Capozzi, le chiedo subito su questa ipotesi di strategia militare per sottrarsi al giogo degli Stati Uniti anche su altri fronti. È una tesi che la convince da parte di chi la mette in campo e cosa pensa in generale di questo riarmo che ormai sembra comunque si voglia fare? Ma mi trovo d'accordo con Giulia, perché Lega e Movimento 5 Stelle sono stati tra quelli a esprimersi in maniera netta, in maniera contraria rispetto a questo progetto che io oserei definire scellerato. Perché, come anche hai rappresentato, questo progetto non ha un fondamento né dal punto di vista della logica politica, non ha un fondamento dal punto di vista di quella che è la realtà concreta, perché di solito uno corre al riarmo quando viene attaccato, ma da parte della Russia non c'è alcun intento, comunque non si evince alcun intento di voler attaccare l'Europa, non ci sta nessun paese che rischia in questo momento di essere invaso, e quindi troviamo che investire tutti questi soldi in un progetto appunto che è privo di ogni logica, ma l'unica logica che vediamo è quella di alimentare l'industria della guerra, soprattutto a vantaggio di qualche paese che, come ben sappiamo, la Germania sta riconvertendo le proprie industrie proprio per la produzione di armi, sì. E quindi vediamo soltanto il vantaggio di qualcuno a scapito di qualcun altro, e si sta tradendo quelli che sono i principi che sottendono proprio la Costituzione dell'Unione Europea, ovvero la pace e la diplomazia, e sembra che in questo momento l'unica via che resti per risolvere i conflitti sia quella della guerra. Quindi noi del Movimento 5 Stelle ci siamo opposti e continueremo a farlo, anzi aggiungo che saremo domani a Roma proprio per dire no al Rearm EU, anche se credo non si chiami neppure più così, perché c'è stato un emendamento qualche giorno fa l'altro giorno mi pare, da parte di Fratelli d'Italia, che ha voluto creare un maquillage ad una cosa che comunque resta nella sostanza uguale, e anche in quel caso si è avuta una divisione anche della nostra maggioranza, al punto che mi sono chiesta nel momento in cui la Meloni esprime la propria posizione su mandato di chi, visto che la sua stessa maggioranza non condivide quella posizione. Abbiamo visto che la Lega ha votato contro, Fratelli d'Italia ha votato a favore, mentre invece Forza Italia si è addirittura astenuta. Quindi è qualcosa che è inaccettabile, poi lo si fa in un momento storico, e noi non finiremo mai di ripeterlo, in cui tante famiglie sono in difficoltà, il nostro sistema sanitario è in difficoltà, ci sono crisi industriali come abbiamo visto, e la situazione è veramente difficile. E Trump secondo me sta giocando proprio su questo, fa il bullo perché vede un'Europa che non è coesa, e quindi esercita lo ha fatto con i dazi, lo ha fatto uscendo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo sta facendo non sostenendo la NATO, proprio per creare divisioni, e insomma ci sta riuscendo benissimo.
A proposito di divisione, non so se vuole aggiungere qualcosa perché poi cambiamo argomento, No, andiamo sul tema della sanità, perché a proposito di divisioni, insomma, chi ha qualche anno in più sulle spalle come me ricorda che quando c'erano delle attività sindacali molto spesso si citava la cosiddetta triplice, CGIL, CISL e UIL, sempre CGIL, CISL e UIL scendono in piazza, CGIL, CISL e UIL proclamano lo sciopero. Oggi tutto questo accade un po' meno, perché per esempio sul tema della sanità oggi c'è il corteo a Trieste, la CISL non ci sarà. Adesso vi facciamo ascoltare un'intervista con il segretario della CISL Friuli Venezia Giulia Monticco, che spiega le ragioni di questa mancata presenza, anche se lascerà libertà ovviamente a chiunque volesse farlo, anche tra gli iscritti al sindacato della CISL, di partecipare, però come CISL non sarà presente ufficialmente al corteo di oggi sui temi della sanità, che poi vedremo quali sono, ma ascoltiamo prima Monticco. È esagerato dire che il tema della sanità ha spaccato un pochino il mondo sindacale? Diciamo che ha portato delle criticità di metodo e di merito. Nel merito devo dire che abbiamo trovato alcuni punti comuni con la CGIL che potrebbero essere la fonte per un'iniziativa comune da fare più avanti, non sicuramente domani. Nel metodo noi siamo molto distanti da alcuni metodi che in questo momento sta mettendo in piedi la categoria della UIL, da cui ci dissociamo sia nel discorso di raccolta firme sia di campagna diffamatoria di insulti o altro. Poi su questo è anche facile fare proselitismo all'interno se c'è un sistema in cui sembra che a livello parentale ci possano essere delle cose in comune. La CISL non aderisce alla manifestazione indetta dalla CGIL a Trieste, pur lasciando liberi gli iscritti di partecipare. Lascia aperta una porta a future collaborazioni, la chiude invece alla UIL. Il tema, già di per sé complesso della sanità, complica e inasprisce i toni anche nei rapporti tra sigle sindacali. Sanità che presenta ancora molti nodi strutturali da sciogliere, secondo la CISL, dal rapporto tra territorio e ospedali alle liste d'attesa al personale. Adesso noi vediamo che i giovani preferiscono andare o all'estero o nel privato convenzionale o convenzionato oppure fare anche la libera professione. Contestualmente però stiamo perdendo anche risorse storiche, quindi personale che da tantissimo tempo lavora nel pubblico e che è una risorsa, e dobbiamo trovare degli strumenti insieme alla politica e alle istituzioni per una valorizzazione delle professioni infermieristiche e non solo, anche con un welfare. Infine, la proposta di trasformare gli ospedali periferici in case di comunità. Dagli ultimi dati Agenas, noi come Friuli Venezia Giulia siamo ancora a zero, quindi la nostra proposta è: perché non trasformare questi ospedali periferici, dove c'è già anche una parte di personale, non tutti perché mancano, e quindi partendo proprio da Spilimbergo, come case di comunità. Allora, poi il tema case di comunità, ospedali periferici, cambia il nome, ma alla fine è importante che ci sia una sostanza in quella che sarà la destinazione di queste strutture. Al di là di questo tema abbiamo sentito Monticco, e dunque pongo anche a voi questa riflessione, come la collega Giorgia Bortolossi ha esordito con Monticco, cioè la sanità spacca quella che è una unità delle sigle sindacali, che è un po' meno granitica rispetto a prima, non solo su questo tema, su altri. C'è un forte dibattito, no? Anche sui metodi per contrastare, con cui si contrasta quella che è la riforma regionale della sanità, con il piano attuativo che ha fatto molto discutere, soprattutto qui nel Friuli centrale, con, come sapete, le esternalizzazioni di alcuni servizi nei pronto soccorsi. È una situazione incandescente quella della sanità. Bollentissima, sì. Non bisogna perdere assolutamente il focus, perché ovviamente la Regione ha stanziato tantissimi soldi, ma veramente tantissimi soldi nell'ambito della sanità, e quindi è un tema che ovviamente, come ho detto, non viene trascurato. Ci sono tante problematiche, c'è la carenza del personale medico, c'è la mancata sicurezza nei pronti di primo intervento o pronto soccorso, che abbiamo visto ultimamente che i casi di aggressione stanno aumentando, ci sono le liste d'attesa, che vorrei comunque fare una puntualizzazione sulle liste d'attesa. Sì, sicuramente è importante, e anche se adesso
non ricordo bene in quale reparto, però presumo il reparto di cardiologia e anche quello oncologico, sono state tagliate tantissimo le liste d'attesa e quindi c'è una possibilità molto più rapida per accedervi e per fare le visite, anche e soprattutto le visite di screening. E poi, ripeto, è un tema molto ampio che bisogna studiarlo bene. Però ci sono diverse problematiche. Volevo solamente dire che noi come Friuli Venezia Giulia, rispetto a tante altre realtà che sono in Italia, siamo veramente fortunati, e questo che io accetto sempre ovviamente le critiche, se le critiche sono costruttive si può fare meglio, soprattutto toccando questo tipo di tematiche che ovviamente toccano la vita di tutti noi. Però cerchiamo un attimo anche di vedere la realtà nazionale, lasciamo stare l'estero, la realtà nazionale. Com'è il Friuli Venezia Giulia in un ambito nazionale? Siamo abbastanza avvantaggiati. Chiaro, bisogna far meglio perché dopo il Covid abbiamo avuto un boom di situazioni precarie, come ho detto anche prima, c'è la carenza del personale medico, e faccio un appunto, ovviamente non sarà la soluzione assolutamente ai nostri problemi, però anche noi come Lega abbiamo cercato di agevolare anche da questo punto di vista qua, togliendo il test d'ingresso alla facoltà di medicina per quanto riguarda appunto la nostra università, in modo tale da non dare un blocco a coloro che sono intenzionati a seguire un percorso di medicina e fare praticamente il medico o comunque specializzarsi nelle professioni sanitarie, cercando così di dare anche più, passatemi il termine, una botta di autostima senza avere dei blocchi iniziali, per dare la possibilità di continuare un percorso, vedere effettivamente se il percorso può essere corretto o sbagliato, sì, e successivamente avere anche lì la possibilità di avere più personale e indirizzarlo negli ambiti più carenti. Forse la via di mezzo sarebbe stata quella di test più attinenti al tema scientifico, piuttosto, perché adesso non cito per rispetto con chi ne ho parlato nell'ambito universitario, ma qualcuno mi ha detto: io voglio che chi mette le mani addosso ad un paziente sappia che cosa è un fegato, il cuore, un sistema cardiocircolatorio, non cosa sia l'IMU. Chi se ne frega, quello devono saperlo i dottori commercialisti, chi fa economia, e in linea generale chi deve pagarla, l'IMU ovviamente, ma preferisco che chi mi metta le mani addosso sappia che cosa fa nel campo della medicina e non dell'economia. Quindi questo è sicuramente un ragionamento che mi sento di sposare. Sentiamo Maria Rosaria Capozzi sul tema generale, no, di questo conflitto che c'è tra le sigle sindacali e su quello che diceva anche Giulia Agostinelli, il tema anche dell'invogliare chi è nel pubblico. Mettiamo anche questo come tema sul tappeto, a rimanere nel pubblico, ma come si fa dal momento che il pubblico a parte che è una competenza nazionale su certi temi, contratti di lavoro, assunzioni, concorsi, dall'altra parte il pubblico non può comportarsi come il privato nel fare offerte di lavoro più vantaggiose e quindi aumentare gli stipendi. Il pubblico cosa può fare? Può solo garantire una migliore organizzazione e prospettive professionali migliori, ma dal punto di vista economico lo spazio di manovra è poco. Allora, la sanità costituisce sicuramente un nervo scoperto di questa regione, e riprendendo anche un discorso fatto da Giulia, se è vero che siamo messi meglio rispetto al resto delle altre regioni d'Italia, io voglio evidenziare un ulteriore dato che è emerso anche in un rapporto che ci è stato rappresentato ieri in commissione d'Arcs, ovvero che la nostra regione è tra le prime regioni italiane in quanto a risorse investite in sanità. Ora però la domanda che ci si deve fare: a fronte di queste risorse, qual è l'efficacia e i benefici che ne traggono i cittadini da queste risorse? Perché ne sono testimone, assistiamo a manovre ricchissime in cui quasi la metà di queste risorse vengono destinate alla sanità, però per contro abbiamo un sistema ancora inefficace dove le liste d'attesa sono interminabili, e benché proprio qualche mese fa ci sia stato rappresentato proprio il rapporto delle liste
liste di attesa, c'è stato anche un debole miglioramento, però ci sono ancora interi settori in crisi. Parliamo di settori, qua mi sento di contraddire Giulia, quali la cardiologia, l'oculistica e la diagnostica d'immagine, ovvero la radiografia. Abbiamo delle inefficienze evidenti. Se a questo poi aggiungiamo tutte le altre criticità, perché in questa regione assistiamo al paradosso che si sta annientando la medicina di prossimità, quella che fa da filtro e quindi che fa arrivare anche meno casi negli ospedali. Quindi abbiamo una medicina territoriale inefficace, abbiamo delle liste d'attesa che non rispondono alle esigenze dei cittadini, che il più delle volte sono costretti a rinunciare alle cure perché i tempi sono inaccettabili, e quindi alcuni che se lo possono permettere ricorrono a servizi privati, altri invece o rinunciano alle cure oppure si ritrovano ad aspettare tempi che possono rivelarsi anche devastanti dal punto di vista della diagnosi, che delle volte può arrivare in maniera tardiva. Altri ancora scelgono di emigrare in regione dove i servizi invece risultano essere più efficaci, e noi sappiamo che tanti dei cittadini friulani emigrano in Veneto proprio per avere servizi più efficienti. L'altro problema è quello dell'organizzazione delle nostre strutture, perché troviamo inaccettabile le continue esternalizzazioni che stanno depauperando il nostro servizio sanitario pubblico, e questo perché nel servizio sanitario pubblico nessuno ci vuole restare. Parliamo negli ultimi 4 anni ci sono state 2100 dimissioni volontarie. Questo evidenzia soltanto una cosa, che nel pubblico non ci stanno le condizioni per poter lavorare. Ho partecipato a varie situazioni in cui ci è stato rappresentato che le condizioni attuali non permettono di conciliare l'attività lavorativa con quella personale. Quindi noi ci spendiamo da sempre per dire che bisogna promuovere appunto le professioni sanitarie, renderle più attrattive e migliorare le condizioni di lavoro, senza contare poi la parte salariale, perché se è vero che non si può più di tanto intervenire dal punto di vista salariale, è anche altrettanto inaccettabile immaginare di vedere dei medici lavorare con colleghi che lavorano a condizioni economiche esorbitanti. Parlo dei gettonisti, i quali sono arrivati a guadagnare anche 100 euro all'ora, e fortunatamente rispetto a questo è stato messo un tetto, e quindi credo che si aggiri intorno adesso a 80 euro, che comunque è una cifra elevatissima. Quindi alla base c'è un problema, perché è vero che la nostra regione investe risorse, ma è altrettanto vero che ci sono criticità tali che non giustificano appunto tutto questo investimento e che fa dubitare di come vengano spesi i soldi, e quindi da questo punto di vista probabilmente serve una migliore efficienza, quindi una migliore organizzazione e una migliore proprio spesa da questo punto di vista delle risorse. Si parlava anche di case delle comunità, e questo è stato annunciato anche ieri in commissione. Ne verranno aperte 6 entro la fine dell'anno, però ci si chiede come verranno riempite queste case della comunità, perché se assistiamo a chiusura di reparti, di ospedali, come è avvenuto per il Puntonace di San Vito al Tagliamento, per mancanza di risorse in termini di risorse umane, ecco sì, volevo precisare, perché non parliamo di risorse economiche. No, i soldi fortunatamente ci sono in questa regione, esatto. Almeno al momento per la sanità, insomma, non si lesinano sforzi. Se assistiamo a esternalizzazioni proprio perché non c'è personale, questo l'abbiamo visto per la situazione forse più bollente del pronto soccorso di Latisana, ma l'abbiamo visto anche per il pronto soccorso dell'ospedale di Udine, quando sono arrivati i medici argentini. Quindi ci si chiede: ma chi ci metteranno dentro? Perché poi la sensazione è che faranno il gioco delle figurine, toglieranno da una parte per mettere nelle case di comunità, però a scapito sempre probabilmente del servizio pubblico, che viene continuamente depredato e depauperato. Però come se ne esce? Insomma, se le case di comunità, mi pare che siate tutti d'accordo che come strategia di medicina territoriale siano
importanti, no? Quindi Agostinelli, sono delle strutture che sicuramente possono servire a filtrare anche gli accessi ai pronto soccorsi, che sappiamo sono spesso elevati proprio perché un cittadino va, ma potrebbe passare attraverso un filtro per essere sicuro di doverci andare, al di là delle emergenze, chiaramente codici rossi, codici gialli, gli altri codici, il codice verde, il codice bianco, potrebbero essere filtrati. Qualcuno poi dice, vabbè, ma io ho un malore, cosa ne so, se sto per morire facendo gli scongiuri, oppure se è un problema risolvibile in casa di comunità. Questo però è un altro tema. C'è però da dire che in tempi brevi sarà difficile risolvere il problema del personale, no? È un qualcosa sicuramente. Serve una strategia a medio-lungo termine. Sicuramente, speriamo, insomma, che sono fiduciosa sul fatto che si possa intervenire su questo e dare la possibilità, comunque, anche sperando, io non lo so, in ambito nazionale magari ripensare, appunto, come diceva lei giustamente, a una rimodulazione del contratto collettivo nazionale, aumentando un pochino lo stipendio del personale sanitario, che secondo me ne ha tutto il diritto. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo e poi tra poco parliamo anche di sicurezza, perché come sapete dal 7 aprile riscatteranno le zone rosse in città ad Udine. Adesso bisogna capire se è un provvedimento cosiddetto di pancia, di risposta a quello che è successo in Borgo Stazione la scorsa settimana, oppure se c'è effettivamente un allarme che ha consigliato la prefettura di richiedere il ripristino delle zone rosse che c'erano già state, poi erano terminate, adesso ritornano dopo i fatti di Borgo Stazione. Ricordiamo che c'è stato un accoltellato che ha perso un rene e la milza e ha rischiato di morire ed è ancora ricoverato in ospedale. Di tutto questo parleremo tra poco. Eccoci qui, allora argomento zone rosse. Abbiamo un servizio preparato ieri dalla nostra redazione che ci riepiloga quelle che saranno le modalità con le zone rosse che ritornano appunto in città dal 7 aprile. C'è stato anche un dibattito in Ring nella sua versione dedicata alla città di Udine, vediamo. L'istituzione delle zone rosse, ma cosa vuol dire? Che non ti fanno i gestacci se sei in zona rossa? Cioè dentro la zona rossa c'è le mani legate dietro la schiena, non puoi fare gestacci. In zona rossa non si fanno gestacci? Se ci sono stati molti controlli, 5.000 controlli, e 5.000 controlli sono tanti. E c'è stato un accoltellamento lo stesso, no, era finita la zona rossa, va bene, come non detto. Il ritorno delle zone rosse in città da lunedì 7 aprile fino al 2 giugno riaccende il dibattito politico e scalda gli animi negli studi di TV12. In sostanza, la reazione alla disposizione del Comitato di Ordine e Sicurezza da parte delle forze di maggioranza in Consiglio Comunale a Udine è tiepida. Istituite dal governo e disposte dal prefetto, secondo il centro-sinistra le zone rosse non rappresentano la soluzione ai gravi fatti di violenza in città. L'ultimo, l'accoltellamento di un ragazzo afghano in Borgo Stazione. Non sono risolutive, non lavorano veramente sulla prevenzione, questo lo sa benissimo anche l'assessora, però tra i pochi strumenti che ha a disposizione il Comune questo è sicuramente uno di questi, in collaborazione appunto con Prefettura e Questura. Quello che va veramente indagato e quello che va veramente risolto è il disagio sociale in cui fermentano gli episodi e gli atteggiamenti soprattutto violenti. Noi abbiamo sempre detto che non siamo d'accordo. Così come poi la maggior parte dei cittadini, io seguivo ieri Ring, no? Tutti i messaggi che arrivavano o anche le interviste ai cittadini nel servizio che avete fatto in stazione, preoccupati, esasperati, spaventati, che però dicevano ma le zone rosse sono una barzelletta. Decisamente a favore delle zone rosse invece il centrodestra cittadino. Un provvedimento valido che secondo noi dovrebbe essere diciamo così, in questo momento non avere una data di scadenza. Ringraziamo il prefetto, il questore e tutte le forze dell'ordine. Certo è che se fosse stato solo per l'amministrazione forse oggi la zona rossa per così dire non l'avremmo. Allora, zone rosse, la prefettura ha disposto di nuovo l'introduzione di questo strumento, Agostinelli,
puntualmente ogni volta che capita qualcosa poi c'è un innalzamento del livello di attenzione e si reagisce così. Sì, io sono d'accordo alle zone rosse, sono sempre stata d'accordo, ma una zona rossa continuativa, nel senso non a intermittenza, almeno un po' più lungo. Assolutamente sì, magari fare dei mesi di sperimentazione, così chiamati, diciamo, di zone rosse per cercare di arginare il più possibile questi problemi che quotidianamente attanagliano il centro. Io mi stupisco di Cainero, che è contrario alle zone rosse, in collaborazione con prefettura e comune, perché no? Perché se il comune e questura, se il comune fosse stato d'accordo alle zone rosse, che è contrario da come hanno già esplicitamente detto gli esponenti della maggioranza udinese, non che in collaborazione con comune, prefettura e questura sono state fatte queste zone rosse per arginare il disagio. Allora cerchiamo di farci delle domande, non perché il ministro Piantedosi detta un decreto, allora dopo il prefetto ovviamente giustamente lo attua anche per la città di Udine. Ma io volevo anche aggiungere un'altra cosa, riferendomi a Cainero, poi magari glielo dirò se ho l'occasione. Per contrastare il disagio sociale, io ricordo che in campagna elettorale il capogruppo del PD diceva che bisognava organizzare degli aperitivi con i migranti. Dove sono stati fatti questi aperitivi con i migranti? Io vorrei vedere Cainero che organizza gli aperitivi con i migranti al centro di Udine per combattere il disagio sociale che sta attanagliando il Borgo Stazione. Facciamo, perché se questo può essere una risoluzione di un problema, ben venga. A me non sembra, a mio parere non sembra, però per l'amor di Dio io sono disponibile, pronta a vedere tutto per un miglioramento della città di Udine. Quindi sì, io spero che appunto queste zone rosse riescano un pochino, ripeto, a marginare un po' queste situazioni di disagio, ma neanche di disagio, anche di delinquenza, perché con la precedente zona rossa ci sono stati fatti 31 allontanamenti di persone che avevano dei carichi pendenti, quindi dei precedenti penali a loro carico. E quindi benvengano più attenzione al territorio, più forze dell'ordine sul territorio, che facciano anche da deterrente per i cittadini e i lavoratori udinesi. Quindi io su questo sono d'accordo, la sicurezza per me, lo dico sempre, lo ribadirò sempre, è una priorità. Il centro-sinistra non vuole le zone rosse, per il centro-sinistra la priorità non è la sicurezza, ben venga. Si sono dovuti accontentare e obbligati a concedere anche da questo punto di vista sia l'assessore alla sicurezza che ha preso la delega, sia le zone rosse, che tutto ciò che concerne la sicurezza della città di Udine, perché purtroppo siamo allo sfascio e non voglio arrivare alla Milano di Sala che si apre un capitolo che spero di non vedere mai nella città di Udine, ecco. Capozzi, lei cosa pensa delle zone rosse a Udine e in generale di questo strumento a singhiozzo però va e viene a seconda di quello che accade o non accade in città? Ma rispetto alle zone rosse ho una posizione più morbida, non mi sento di criticarle in assoluto, ma neanche le reputo la soluzione definitiva. E questo perché a intervenire e a valutarle è lo stesso prefetto, quindi per me loro hanno gli strumenti per determinare se aprire o meno una zona rossa, poiché non siano risolutive del problema sicuramente è anche vero. E si deve intervenire su altri strumenti come la riqualificazione, il rilancio di un quartiere, e in questo caso noi ci stiamo attivando anche a livello regionale chiedendo anche dei contributi per far sì che Borgo Stazione appunto abbia questa rivalutazione, perché se è vero che la zona rossa crea una situazione di maggiore sicurezza, è anche vero che però non estingue il problema, quindi bisogna agire appunto su due fronti in contemporanea, perché se qualcuno crede che la zona rossa sia risolutiva ha sbagliato sicuramente considerazione, però non mi sento neanche di escluderle a seguito proprio della valutazione fatta dal Comitato per l'Ordine Pubblico, dove ha partecipato anche l'assessore Toffano e il prefetto. Quindi da questo punto di vista io non
non le contrasto, e se servono a far sentire i cittadini più sicuri, a far sentire i cittadini liberi di circolare senza avere la paura che qualcuno li aggredisca o altro, perché la percezione purtroppo è questa, ben vengano, ecco, però ripeto, non le reputo l'unica soluzione, ecco, o comunque non le reputo risolutive. Beh, insomma, senz'altro quando c'è maggior controllo, statisticamente abbiamo visto che in effetti qualcosina, insomma, qualche effetto c'è. Poi è chiaro che può succedere di tutto, come abbiamo detto, esatto. Il caso di Borgo Stazione, l'accoltellato afghano era incensurato completamente, anche chi lo ha accoltellato. Il marocchino che ha accoltellato e ha ridotto in fin di vita l'afghano che è in ospedale era incensurato, perché adesso qualche problemino ce l'ha con quello che ha combinato. Quindi voglio dire, anche in regime di zona rossa un controllo non avrebbe evitato quello che è successo. Sul tema degli aperitivi lei cosa pensa, Capozzi? Sul tema degli aperitivi? Degli aperitivi con gli immigrati, cioè, ma adesso al di là dell'aperitivo lo prendiamo come... No, vabbè, stavo detto, ma voglio dire, ma lo prendiamo come spunto per dire, serve creare delle occasioni di convivialità, di incontro, di aggregazione per capire, oppure anche in questo caso poi alla fine verrebbero solo quelli buoni, ovviamente, perché quegli altri non è che abbiano tutta intenzione di venire a fare aperitivo, esatto. Hanno altre intenzioni. Ma secondo me vanno ora a far sorridere sicuramente la situazione dell'aperitivo, però al di là della simpatia rispetto a questa iniziativa, ritengo che comunque si debba perseguire appunto l'integrazione. L'integrazione la si fa incontrando queste persone, ora che lo si faccia con un aperitivo, che lo si faccia in un momento di confronto, poco cambia, però non si può credere che venga appunto risolta la situazione anche di Borgo Stazione lasciando o comunque marginalizzando persone che fanno parte della nostra comunità, contribuiscono in maniera attiva all'economia della nostra comunità, arricchiscono anche dal punto di vista culturale. Poi è chiaro che in ogni comunità c'è la persona che è abituata a delinquere o comunque incline a delinquere, che va comunque condannata, ma non si può fare di tutta un'erba un fascio, e quindi spingere verso la parte positiva che può marginalizzare quella tra virgolette negativa, ecco. Ma insomma, vediamo quali effetti avrà questa zona rossa dal 7 aprile in poi e quali saranno poi le evoluzioni per i prossimi mesi. Ci sono poi anche delle altre iniziative che riguardano, che ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sui giostrai che devono rispettare determinate norme, ci saranno delle implementazioni dei servizi del posto di polizia locale in Viale Leopardi e a quanto pare anche delle guardie giurate, dei vigilantes che verranno posizionati davanti alla stazione di posta, un altro luogo vicino a Borgo Stazione, dove si è aperto poi un dibattito sul quale anche in questo caso abbiamo notato delle posizioni trasversali, perché anche nella parte di maggioranza del Comune di Udine si è convenuto che lì la stazione di posta, con quella funzione vicino alle scuole, forse non è proprio il luogo dipende ideale. Come è gestita. Dipende come è gestita, è qualcosa nella gestione. La Carita, insomma, via Fracchiuso, diciamo, non crea grossi problemi. Sì, via Fracchiuso non crea grossi problemi, quindi dipende sempre dalla gestione di come viene gestita una struttura. E voglio ricordare, mi permetto, proprio per quanto riguarda la stazione di posta, lunedì 7 aprile alle ore 19 in Sala Madrassi in via Gemona ci sarà il Consiglio di quartiere di Udine Centro, e invito tutta la cittadinanza e tutti coloro che abitano comunque in quelle zone a essere presenti, perché si parlerà proprio di come verrà gestita la stazione di posta di Piazza Unità d'Italia nel fondo via Cussignacco, appunto. Sì, importante capire insomma quello che succederà. Alcuni interventi sono stati fatti, una telecamera in più, un po' di illuminazione, e poi ci saranno a quanto pare queste due guardie giurate che vigileranno su quello che accade insomma da quelle parti. Capozzi.
Io sono dell'idea che bisogna insistere appunto in questa linea, ma soprattutto insistere sulla presenza delle forze dell'ordine che, voglio ricordare, sono sotto organico e quindi hanno anche una difficoltà a garantire la loro presenza, però ritengo che siano la migliore risposta a qualunque situazione appunto si possa perpetrare. Dal punto di vista dell'amministrazione ritengo che le strade percorribili sono quelle intraprese, ovvero maggiore illuminazione, maggiore telecamere, che sono tutti strumenti che fungono da deterrente e soprattutto consentono ai cittadini di sentirsi più sicuri, di circolare in maniera sicura, ecco, perché poi il problema è proprio la sicurezza percepita, al di là della sicurezza reale, ecco. La sicurezza percepita è sempre qualcosa che va appunto assecondato, non sono tra quelli che riportano soltanto il dato che non ci stanno poi non ci sta tutta questa situazione appunto di gravità, ma questo anche riprendendo i dati della questura. Però ritengo che se i cittadini avvertono una situazione di sicurezza, questa non può essere disattesa. Bene, grazie a Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle, grazie a Giulia Agostinelli della Lega. Ci sarà quindi questo importante consiglio di quartiere di Udine Centro per capire anche il futuro proprio di quella struttura, la stazione di posta, e dunque inoltriamo di nuovo l'invito a chi che ha interesse nella zona, ma non solo, chi semplicemente vuole partecipare, di farlo. Dove si farà? In via Gimona, in Sala Madrassi, alle ore 19. Quindi, insomma, il giorno? Lunedì 7 aprile. Perfetto, quando scatterà proprio la zona rossa, guardate un po' la coincidenza. Grazie.